Pur avendo riscontrato nel 2017 un boom di ingressi mai registrato prima, l'amministrazione comunale, al fine di rendere il Castello di Gorizia sempre più attrattivo e multimediale, ha pubblicato l'avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare alla gara per la realizzazione di una videoguida interattiva per il Castello di Gorizia e per la fornitura dei relativi supporti hardware, comprensivo del servizio di manutenzione ed assistenza. Allora, questa è la prima fase di un progetto che è molto più ampio, che è Agenda Urbana, che prevede tutta una serie di interventi per quanto riguarda i lavori pubblici sul castello, ma quello che mi interessa particolarmente è questa, la parte multimediale. L'entrata del castello, quindi il turista liberamente, senza pagare nessun euro, chiederà il tablet, verrà fornito con un auricolare e attraverso questo software potrà entrare nelle stanze del castello e girare tranquillamente. Abbiamo previsto già la scelta di 4 lingue, chiaramente poi nel corso dell'anno cercheremo di implementarle, ma vogliamo partire subito con l'italiano, inglese, tedesco e lo sloveno. Dopodiché, come ha detto il sindaco prima, cercheremo di implementare anche con altre lingue. L'affidamento avverrà attraverso il sistema MEPA. I soggetti interessati dovranno far pervenire una propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura redatta secondo il modello allegato all'avviso al settore del welfare comunale, cultura, eventi e turismo del Comune di Gorizia, utilizzando la PEC istituzionale dell'ente comune.gorizia@cert.gov.fvg.it entro non oltre le ore 12 del giorno 20 marzo 2018. L'avviso è consultabile sul sito del Comune di Gorizia alla sezione Bandi e Gare. Roberto Sartori, assessore alla programmazione fondi strutturali e individuazione nuovi canali europei di finanziamento, spiega in cosa consiste il progetto, diviso in 2 tranche, che permetterà di visitare il castello con l'ausilio di moderni supporti multimediali. Sono previsti 4 percorsi, proprio per puntare anche sulle scolaresche, un percorso per gli scolari under 14, over 14, uno generale e poi uno più specifico per chi già conosce la storia del castello. Ovviamente con questa prima fase cerchiamo di aumentare l'appeal del castello.